Ci sono volute oltre 4 ore per domare le fiamme divampate nel pomeriggio in un'area boschiva in comune di Crocetta del Montello, nelle vicinanze della Presa 18. Una volta partita la segnalazione sul posto sono subito arrivati i volontari dell'AVAB di Valdobbiadene, della Pedemontana del Grappa, che fanno capo a Pieve, e di Pederobba. Uomini e mezzi che sono stati coordinati sul posto da Michele Coppe, comandante della Forestale di Valdobbiadene, e dal sindaco di Crocetta, Marianella Tormena, accanto alla polizia locale. 50 gli ettolitri d'acqua utilizzati portati con oltre 400 metri di manichette. Operatori e volontari hanno lavorato su un fronte molto ampio che fortunatamente è stato limitato proprio grazie alla tempestività dell'intervento. Dopo le operazioni di spegnimento sono state effettuate quelle di bonifica, la conta dei danni sulla vegetazione è ancora in corso. Ignote le cause dell'incendio, che sembra però di natura accidentale. Di certo, dopo gli incendi di fine marzo, interrotti da qualche goccia di pioggia, torna l'incubo roghi anche nell'Alto Trevigiano.